va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Giornata speciale oggi, sabato. Abbiamo qui ospiti di 30 minuti con Bruno Zanette, un cuoco italo-brasiliano, Mateus. Ciao Mateus, come stai? Bene, a posto. Molto piacere mio. Noi abbiamo avuto modo di fare qualcosa insieme per il Brasile, Sì, qualche nella settimana radio, fa. Sì. Vero. E poi abbiamo il vicepresidente di Veneto Globe, Gianfranco Ceschin. Ciao Gianfranco. Ciao a tutti, buona Mi raccomando, giornata. tu che insegni a tutti come tenere il microfono, mi raccomando, tieni il microfono bene oggi. Stai tranquillo, Bruno. Oggi è una giornata speciale perché domani c'è una grandissima festa in occasione del 140° anniversario della grande migrazione dei Veneti verso il Brasile. Veneto Globe ha organizzato un pranzo tipico per far festa con Radio Conegliano. Allora, noi festeggiamo i 140 anni di questa migrazione e festeggiamo anche la nascita e l'importanza che sta avendo sul territorio Veneto Globe. Esatto. Parlaci prima vorrei che tu dicessi, facessi la situazione di Veneto Globe in questo momento. Allora, intanto, ripeto, buona giornata a tutti quanti. Allora, Veneto Globe, come penso molti lo sanno, è nata da un po' di tempo, ed è stata pensata da alcuni professionisti per cercare di portare le eccellenze di territorio, farvi vedere le eccellenze di territorio con i nuovi mezzi multimediali e non solo, perché anche i mezzi tradizionali. Oggi appunto siamo qui in Radio Conegliano, Veneto Globe sta trasmettendo sulla piattaforma internet ed anche su un canale digitale terrestre attualmente nel territorio bellunese, quindi nella provincia di Belluno. Stiamo andando avanti con il nostro progetto e proprio uno dei nostri progetti è quello di creare anche degli eventi. È per questo che abbiamo pensato con Radio Conegliano, con la proprietà di Radio Conegliano che è brasiliana, di parlare della grande migrazione che per quest'anno è al 140° anno, no? E quindi perché non organizzare un pranzo basato su una cucina tipica brasiliana e abbiamo chiesto a Mateus che collabora con noi perché non ci fai qualcosa di culturale, chiamiamolo così, e quindi abbiamo detto cerchiamo di fare cultura attraverso anche la cucina. Naturalmente Mateus è andato in panico perché disse cosa mi metto a cucinare, cosa faccio, chissà se riesce bene questa festa. No, ma tu dentro di te avevi un po' di terrore, no? E allora hai pensato alla feijoada. Si chiama in portoghese, si chiama feijoada. Feijoada, certo. Che è un piatto tipico brasiliano. Ecco, raccontalo te, come si prepara, come si fa. Allora, questo piatto... io volevo ricordare però prima, è giusto che lo ricordiamo, che questa trasmissione va in onda grazie al nostro amico Alberto di Ca del Poggio, dove il prosecco incontra il mare. Anche voi lì in Brasile avete il prosecco, vero? Sì, Garibaldi, che sta bene con questo piatto qua. Ci sta. Allora io ricordo ad Alberto che ci sta seguendo che potrebbe fare anche lui qualche piatto tipico brasiliano. Potremmo fare qualche piccola festa anche lì. Un abbinamento. Certo. E noi comunque andremo su a gustarci. Magari anche oggi, sai, quando abbiamo finito la trasmissione andiamo su e ci gustiamo un risottino, ci prepariamo per domani per la feijoada. E allora raccontaci la feijoada. Allora un saluto Alberto. Questa fagiolata o feijoada è un piatto tipico del Brasile perché è il piatto che più rappresenta il Brasile nella sua essenza, diciamo così, perché si mangia da sud Brasile a nord. Certo che come il Brasile è molto grande si può trovare un po' di differenza tra la preparazione di questo piatto, però è un piatto che si può mangiare da sud
a nord del Brasile. È il piatto che rappresenta oggi il Brasile su discorso gastronomia. Che viene però da una tradizione veneta. Degli schiavi. Sì, però è stato portato dagli schiavi africani. Nel periodo delle schiavitù in Brasile, cioè il proprietario della terra mangiava la parte più bella, più buona del maiale, cioè lasciava lì la fusta, la coda, i piedi. Cosa facevano gli schiavi? Prendevano quella parte e aggiungevano i fagioli, così è diventato questo piatto. Minestrone. Però qua in Veneto si mangia anche questo piatto, però di una maniera un po' diversa. L'ossada, la famosa ossada qua nel Veneto. Però si fa col borlotti, da noi si fa con fagioli nero. Ecco, questa mi mancava. Quindi la carne, quando viene bollita dentro di questo preparo, diventa nera, però molto saporita, molto gustosa, diciamo così. Ma tu hai studiato qui in Italia anche? Sì, ho studiato nel Trentino Alto Adige, sulla scuola alberghiera di Trentino, da 2009 al 2011, e dopo sono andato in Brasile, ho fatto un altro percorso scolastico su una scuola che si chiama, cioè gestita da una parte italiana e da una parte della università in Brasile, nell'Università di Caxias do Sul, a sud del Brasile sempre, e qua in Italia è nella scuola che è in Piemonte, si chiama ICIF, che ci sono 4 filiali, diciamo, una in Brasile, una in Cina e una negli Stati Uniti e qua in Piemonte. Allora sono vicino a un'eccellenza anche del territorio brasiliano, ma anche del territorio, perché tu vivi nella parte più veneta del Brasile. Sì, io sono nato in Bento Gonçalves, che è una città che è stata colonizzata basicamente per tutto il Triveneto, diciamo così. In 1875 sono partiti di qua, dai Triveneto, basicamente qua di Veneto, di questa nostra regione qua dove siamo, Conegliano, tantissimi migranti per Brasile. Beh, a me piace parlare di questa area del Brasile perché è un'area che ci assomiglia, no? Quando parliamo di Brasile ci immaginiamo le grandi feste carnevalesche che fanno in Brasile con tutte quelle donne, con tutti quei come si chiamano? Tutti quei bardame, come si dicono, Presidente? Cioè, le vesti un po'... Tutti quei vestiti stravaganti, bellissimi. Tipici del carnevale brasiliano, tipici del carnevale brasiliano. Tipici del carnevale brasiliano, che piace moltissimo, però a me piace di più sinceramente quest'area laboriosa, quest'area che mi immagino dei nostri avi che sono partiti tanti anni fa, sono andati a creare il gemello del Veneto e dell'Italia. Loro hanno costruito lì a sud del Brasile città molto importanti. E le hanno chiamate con nomi particolari, tipo Garibaldi. Sì, anche ditte molto grandi, molto importanti che fanno l'economia di Brasile andare avanti. Perché se tu prendi oggi da sud del Brasile, la parte sud del Brasile è dove ci sono le ditte più grandi, e sono praticamente tutti con cognome Veneto, Trentino, Lombardi, Friulano. Certo. Queste sono, per esempio, una ditta che c'è una ditta di mobile che si chiama Todeschini. Ecco, allora possiamo dire che la parte, chiamiamola così, goderezza del Brasile è quella delle brasiliane con quei costumi favolosi, straordinari del carnevale. Invece la parte più laboriosa e più somigliante a noi è proprio quella da dove tu vieni. Sì, perché hanno portato questa tradizione, questa cultura del lavoro, la famiglia e il lavoro. Adesso tu parli italiano, però sentir parlare i tuoi zii, i tuoi parenti lì, parlano il veneto. Adesso in Brasile, a me Bruno, piace moltissimo quello. Parlano adesso in Brasile per capire, hanno ufficializzato una lingua della immigrazione che si chiama Talian. Cioè abbiamo il dizionario dell'italiano, che è una mescola tra veneto, lombardo, friulano, trentino e anche portoghese. Ma me lo fai avere questo dizionario?
si può avere, sicuramente. Chi ha scritto questo dizionario è stato Darcy Los Lusato. Ne abbiamo parlato per quella telefono, domenica con lui. Sì. Grandissimo. Sì. Ce ne fai mandare uno? Sicuramente. Ecco, no, senti, vedi Forse è lui che chiama. Il bello della diretta, vedi, il bello della diretta è proprio quello che ti suona il telefono mentre tu stai parlando in diretta. Comunque, dove il Prosecco incontra il mare, accade al Poggio, ricordatevi, noi ci troviamo lì poi, a mangiare un risottino. Un risotto di frutti di mare. Frutti di mare, certo. Naturalmente. Senti, Gianfranco, scusate, ma purtroppo è così, suona anche il telefono. Tanti si spaventano. Dico sempre, Bruno, spegni il telefono in trasmissione. Sì, ma tanti si spaventano, cosè? 2 squilli di telefono, basta, lo spegni. Sei vivo. Raccontaci, dopo entriamo nel vivo della feijoada, no? Feijoada. Tu mi devi scusare, ma io purtroppo sono un po' ignorantone e non riesco a certe terminologie, voi altre. Radici e fasioi. Radici e fasioi con il fris, no? Che poi fanno anche là, i radici e fasioi. Sì, fanno. Anche radicchio e pancetta. Radici e pancetta. Veneto Globe. Tu hai parlato poco di Veneto Globe. Oggi io voglio parlare più che di Veneto Globe, di questo è il primo evento che abbiamo organizzato, no? Certo. Ecco, allora, diciamo che il Veneto Globe è nato, come ho detto prima, da una pool, chiamiamola così, di professionisti che hanno sposato la mia idea, che è quella appunto di utilizzare i nuovi mezzi multimediali. Meno male che adesso tu dici che è una tua idea, però quando lo dico io, dici no Bruno, non dire che è una mia idea. Ormai lo sanno tutti che è una mia idea, perché Bruno ogni volta dice che è la mia idea. No? A me piace, siccome a me piace moltissimo. È un'idea, però l'idea rimangono idee se non hai le persone che ti aiutano a realizzarle, no? E quindi diciamo che abbiamo bisogno di tutti. Veneto Globe è aperto a tutti perché abbiamo bisogno appunto di nuove idee, di persone, di tutte le età. Sì, diciamo pure che Veneto Globe è un'associazione e in questa associazione operano delle persone a titolo gratuito. Certo. E fanno vivere questa realtà che a me piace dire, è un'eccellenza anche questa del territorio, perché parla delle eccellenze del territorio e le sposta in tutto il mondo, perché grazie al web, grazie alle tue conoscenze tecniche arriviamo in tutto il mondo. Certo. Soprattutto una grossa percentuale di ascoltatori è proprio del Brasile, proprio grazie a una trasmissione che è condotta da Matteus e Antonio Piccoli, vengono dal sabato sera e alla domenica, sia nel canale nostro digitale che nella web TV, no? Quindi www.venetoglobe.com. E non dimentichiamo anche Renato, Sì, Renato, però Renato collabora più con la radio. Sì, Renato fa una trasmissione che però è più, diciamo, centrato sulla radio, perché lui è esperto di radio. No? Chiamiamo lui che lui c'ha la voce della seta. Sì. È vero, è bravissimo. 30 anni che fai quello. 30 anni che fa quello. Comunque appunto noi abbiamo una grossa percentuale, diciamo nell'ordine del quasi del 25% di ascolti nel web dal Brasile, proprio grazie a loro che curano questa trasmissione, che è una raccolta di cose italo-brasiliane. Sì. No? Perché raccontiamo, metà del programma raccontiamo le storie qua d'Italia e metà delle storie del Brasile, oppure interviste del Brasile o interviste qua d'Italia, perché la gente in Brasile ha voglia di sapere di cosa succede. Sì. Ma io te l'ho detto in occasione del nostro incontro di quella domenica, che poi ci siamo divertiti un po', insomma, abbiamo fatto una cosa così, goliardica, si può dire, e a me è rimasta molto impressa quella volta, qualche anno fa, quando abbiamo ricevuto qui in Italia la delegazione di Garibaldi. In occasione del patto di amicizia che hanno fatto con Garibaldi. Ma sai anche queste cose, allora non sei solo laureato, di più. sai le cose. Sai che Bento Gonçalves, Bruno, e quelli che guardano, ascoltano noi, vedono noi, Bento Gonçalves c'è un gemellaggio, c'è un gemellaggio con 5 città del Trentino Alto Adige. Garibaldi c'è un patto di amicizia con
Conegliano. Quindi abbiamo un rapporto, la città di Bento Gonçalves, c'è un rapporto molto grande. Per esempio, questo treno che abbiamo nel nostro volantino. Sì, perché poi abbiamo realizzato un volantino, fallo vedere. Certo, perché questo treno, per esempio, è un ritorno nel passato. La Maria Fumaça. Cioè il fumo che viene fuori della Maria. Che è un soprannome bellissimo, carino bellissimo. Per questo treno. Ma esiste ancora questo treno? Certo, sicuramente. Questo treno, Bruno, per capire meglio, va di Bento Gonçalves fino a Carlos Barbosa. Carlos Barbosa c'è una ditta molto grande che è di Veneti, che fa coltelli, padella, fa di tutto. Che si chiama Tramontina, una bella ditta, grossa ditta, quindi questo treno esce da Bento, va a Carlos Barbosa, di Carlos Barbosa va a Bento, fa circa 30 km, diciamo, più o meno. Dentro del treno ci sono tanti spettacoli folclorico. Ah, sì? Sì, c'è la gente che parla italiano. E quante ore ci impiega? 2 ore. E 2 ore di spettacoli dentro del bellissimo, treno. Bellissimo. Per tutti i turisti del Brasile è un ritorno, è un viaggio nel passato. È bellissimo questo treno e è stato molto c'è una scelta molto bella di mettere qua, perché la fagiolata, la feijoada rappresenta il Brasile, però questo treno io posso dire che rappresenta tutta la nostra città, perché è una bella immagine che abbiamo, un bel punto di una passeggiata molto bella da fare. Sì. Cioè, è stato bello questa... Ma sai, a me è piaciuta moltissimo, penso anche al vicepresidente e anche alla presidente Carmen Morandin. Forse è la prima volta che Veneto Globo organizza un evento e c'era un po' di timore che la gente non capisse, invece siamo arrivati a un numero abbiamo avuto una risposta. Ma io penso, Gianfranco, che dopo questa prima festa, al di là di quello che troveremo sul tavolo, che poi ce lo racconta, sono cose semplici, cose che vanno a sposare proprio la filosofia, e a me è piaciuto il mettere insieme gente locale con gente che è qui, che lavora qui, che viene però dal Brasile. E questa ritengo che domenica sarà una manifestazione, una festa grande e molto molto bella. Cosa dici, Gianfranco? Sì, diciamo questo è il nostro obiettivo, è quello di avvicinare di più i nostri popoli che 140 anni fa si sono dovuti dividere, no? Perché per motivi sempre economici, alla fine lo spostamento delle persone è per motivi economici, no? E diciamo ricordare cosa è successo loro. È bello, secondo noi, anche sentire dall'altra parte del mondo, chiamiamola così, no? Come è vista, perché noi forse abbiamo una sensazione diversa di quello che veramente è successo. Io personalmente ho scoperto molte cose che non sapevo. A scuola queste cose non ce le insegnano, non ce le dicono, questa è storia, però purtroppo nelle scuole questo tipo di storia non si parla di queste cose qua. Gente che ha fatto sacrifici, gente che ha creato mezza nazione, perché addirittura la nazione brasiliana, perché Matteo ci dice che l'economia è sostenuta dal sud del Brasile, quindi sono state queste persone sono state molto importanti per il Brasile. A differenza di noi, che è il nord che sostiene il sud. Là però sei sull'altro emisfero. Sì, è vero, è vero. Siamo girati. Un'altra cosa appunto che non sapevo, perché noi vediamo il Brasile del caldo, quindi cos'è, di Rio, di San Paolo, mentre lì la temperatura e anche il territorio è simile al nostro, le colline, no? Vero Matteo? Sì. Siamo in mezzo alle montagne. Io non ho avuto quella fortuna di andare giù, però sicuramente ci voglio andare, perché è qualcosa di molto interessante. Io ho avuto la fortuna anche attraverso Antonio di conoscere persone che sono venute qua, che hanno raccontato delle storie bellissime, e le ho viste piangere davanti alla casa dei nonni. Certo. Ma guarda, io mi ricordo
una manifestazione che è stata fatta qua a Conegliano e che è stata portata anche in Brasile e che è una manifestazione di arti della strada, di arti venete. Ti garantisco che anch'io mi sono commosso a vedere questa rappresentazione che è nostra, portata lì in Brasile e vissuta in maniera veramente straordinaria dalle genti che rivedevano i loro nonni, i loro bisnonni, quelli che erano tanti anni fa e i lavori che facevano tanti anni fa. E lì c'è ancora questa usanza, perché si parla veneto nelle case. Purtroppo si va anche un po' dimenticando, purtroppo quante generazioni da allora, Matteo? Sono 3 generazioni praticamente. Immagina io che onore che ho di essere qua, perché io sono Gava di cognome, faccio Gava e Benini. Gava è qua di Godega di Sant'Urbano, quindi per me è molto importante. Ha detto Godega di Sant'Urbano. Perché io traduco. Grazie. Sì. Quindi è importante per me. Ripetilo, Godega di come l'avevi detto prima. È perché l'accento è un po'... grande. È come tu dire la fagiolata. La fagiolata. Non viene fuori. Godega di Sant'Urbano per me è molto importante perché il mio bisnonno è partito da lì. Venezia è molto importante perché il mio bisnonno è partito da Venezia. Quindi essere qua c'è una forza, c'è un senso molto forte per me. Immagina a tutti i 250.000 italiani che abbiamo solo nel nostro stato del Rio Grande do Sul. Loro vogliono sentire questa italianità, diciamo così, certo. Perché per loro è come se un pezzo manca un pezzo di terra, diciamo, un pezzo la nostra radice è qua. Vuoi che andiamo lì? Quando è che c'è la festa dell'uva lì? È passata a già. ottobre? No, è passata adesso. Sì? Sì, fa 2 mesi, un mese è finita. Perché per loro l'autunno è già. Allora il prossimo anno bisogna andare là. Già, tutti i costi andare là. Ma sai quanti anni è che mi invitano? Veneto Globe deve fare una trasmissione. No, ma deve anche organizzare un viaggio. Un evento lì. Dobbiamo metterci come obiettivo quello di organizzare un viaggio per andare giù. Questo potrebbe essere il prossimo anno, andiamo là. Bisogna stare là una decina di giorni. No, 20 giorni. Come facciamo 20 giorni? E qua chi è che fa 30 minuti con Bruno Fai Zanetti? di là, facciamo da là. Ma sì, ormai questa tecnologia che abbiamo. Ok. Sarebbe bello fare delle trasmissioni da lì. Sarebbe una cosa veramente interessante. Ma veramente, potrebbe essere veramente un'idea per il prossimo anno. E io vorrei sentire la regia quanto tempo abbiamo, perché qui il tempo scorre, ma non me ne rendo conto e magari stiamo sforando da quello che è il nostro... Perfetto, la regia ci mostra che abbiamo ancora 60 minuti, perciò i 30 minuti con Bruno Zanetti diventano 60. Adesso alla fine 60 minuti. Bene, allora io vorrei ricordare che è grazie ad Alberto di Ca del Poggio dove il Prosecco incontra il mare. Ma senti che bello, è uno slogan che a me piace moltissimo. Non è che io il vino lo bevo volentieri a tavola, ma non è per il vino, ma proprio... Il Prosecco è l'eccellenza del nostro territorio. Il mare, il pesce, abbiamo un mare che è straordinario e il nostro pesce che si abbina, e poi Alberto è stato grande a realizzare un ristorante relè, il ristorante Relè Ca del Poggio, poi ha fatto un resort, perciò se tu hai ospiti dal Brasile che vengono qui, basta dirlo, possiamo ospitarli lì anche a prezzi molto molto interessanti. Allora lasciamo l'invito a tutti. Ristorante Relè Ca del Poggio, resort dove ci sono 25 stanze. E dove il Prosecco incontra il mare. Dove ti puoi portare anche l'amorosa, dai. Basta averla. Basta averla. Sì, ma qua nel Veneto non trovi morose, dai, se no te vai in Brasile, no? Anzi, se no famo cambio. Sì, sì, si può fare. Dite che è una morosa giovane in Brasile? 10. Me basta una, perché te sa, a una certa età, mi te do la mia qua,
Ma lei è un po' vecchiotta? Ma va là. Va bene lo stesso? Sì, è Va donna. bene lo stesso. È donna? Donna. che tu non sia di No, quelli- io è Pasqua, guarda che è Pasqua fra poco. È Pasqua fra poco, bisogna stare bravi, buoni. Dai Bruno, parliamo della Della fagiolata. fagiolata. Adesso entriamo, abbiamo ancora pochi minuti e ricordiamolo, abbiamo quasi chiuso il numero, vero? C'è ancora un po' di Sì, c'è spazio. ancora un po' di spazio, però per fortuna diciamo, il nostro obiettivo l'abbiamo centrato. Perfetto, perciò possono... Però ancora una decina di posti ci Ma sono. allora fammi dire questo, posso dirlo oggi, Sì. è la festa di San Giuseppe, oggi 19 marzo è San Giuseppe, domani 20 marzo, ti ricordi Gianfranco che facciamo Sì, la festa di San Giuseppe? Giuseppe. La tradizionalità era la messa in strada, quest'anno abbiamo cambiato un po' perché c'è l'evento delle palme, no? E allora invece che fare la messa lì facciamo una bella processione anche con la partecipazione degli elementi tamburini, sbandieratori, dame e cavalieri della Dama Castellana, facciamo questa processione con gli ulivi benedetti, andiamo in chiesa e si fa Quindi la messa. partite dal capitello. Partiamo dal capitello, facciamo via Matteotti, semaforo, poi arriviamo al capitello di Sant'Antonio, alla chiesetta di Sant'Antonio, e da lì contromano andiamo su in chiesa. Poi alla fine della messa c'è un rinfresco, un piccolo rinfresco che ho offerto dal Conegliano Club. Ecco, io invito dopo il rinfresco chi vuole, a l'una c'è il pranzo che è la Fagiolata. me l'hai detto, Feijoada. in modo comprensibile oggi. Ecco, raccontami un po' velocemente perché abbiamo ancora 3 minuti. In 3 minuti ti faccio il piatto. No? Sì. Praticamente sono fagioli neri che si mette dentro della padella con la carne affumicata di maiali. Questa è la manzo. caratteristica, carne affumicata. Sì, la costa affumicata, la salsiccia affumicata, l'onza affumicata, anche i guanciale si può mettere dentro, mettiamo il guanciale, chi c'è un po' di grasso, la pancetta affumicata, quindi il prodotto diventa una caratteristica unica e molto gustosa, diciamo. Molto gustosa. Molto gustosa. Che sarebbe molto gustosa, molto gustosa. ma mi piace questo I. È difficile, sai. Francisco Franco di Canal, no? Ti stai com'è incappando, che stai sì. incappando. No, ma va bene, vai avanti. Allora, dopo che si mette lì a bollire per circa 3 ore questo piatto, la carne diventa molto morbida e il fagioli molto morbido. Ogni tanto il fagioli si spacca, cioè il liquido che c'è dentro diventa una crema e questo si mangia insieme con arance, riso bianco. Questo. Sì, adesso la parte, il contorno del piatto, perché il piatto è un piatto molto ricco in ferro e si mangia insieme con riso, arancia e coste e anche una farina di manioca. Perché si mangia l'arancia? Perché come il piatto è ricco in ferro, l'arancia aiuta il corpo a assorbire il ferro dei fagioli, quindi anche è saporoso, è saporito e anche è, diciamo, fa bene mangiare. Non fa acido, non fa... No. Bene, allora io posso invitare quelli che vengono alla messa a venire poi al pranzo. Certo. C'è dello spazio, se riusciamo ancora a inserirli dentro. E se non c'è tavola. spazio possono portare via. C'è la possibilità di portare via. Di portare anche... Sì. Bene. Facciamo anche da sport. E questo pranzo sarà fatto su agli Alpini. Sulle Alpine, zona piscina. Dove ci sono le piscine. Sì, certo, dietro lì. E l'indirizzo tu può dare. Zona piscine, a Conegliano lo sanno tutti, l'indirizzo lo posso dare. E quelli che vengono di fuori, Bruno? Sede degli Alpini. Ma basta che chiedano sede degli Alpini, zona piscine, e a noi, e noi li aspettiamo. Perfetto. Io però aspetto ancora te qui e facciamo ancora una chiacchierata sui 140 anni dell'immigrazione. Volentieri. Ok. Ciao Grazie, Matteo, Bruno. sei stato grande, Anche grazie te. infinite. Grazie. Presidente, Ciao. ti saluto, Ciao, grazie. Bruno. Vuoi salutare? Vicepresidente, no? In questo Ci ha momento fai impostato. funzioni di Presidente. Saluta, l'ultima Allora, parola a te. Un saluto a tutti quanti, vi aspettiamo numerosi domani, gli eventi Marzo.
e alle 12:30 e sarà sicuramente una giornata indimenticabile, perché quando si parla delle nostre radici, dei nostri connazionali, sarà sempre una giornata indimenticabile. Ciao Grazie a tutti, ciao, arrivederci. Dove il Prosecco incontra il mare? Alberto Stocco. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.